Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in una cittadina molto importante della nostra regione, ovvero Chiavari. Ci troviamo nella Riviera di Levante e siamo pronti a fare un giro per nulla difficoltoso, ovvero l'anello delle 5 torri di Chiavari. Praticamente per raggiungere Chiavari è facilissimo perché c'è l'uscita autostradale. L'anello comprenderà varie località, ovvero qua da Chiavari raggiungeremo il paese di Ri, poi Curlo e poi arriveremo alla più famosa Levi, per tornare indietro attraverso i paesi di Magena e San Pier di Canne. Bene, ora siamo pronti a partire e speriamo come al solito di farvi vedere dei bei panorami e tante altre cose che vedrete nel corso della nostra rappresentazione. Il nostro punto di partenza è salita al castello, dove sono segnate proprio le località che vi ho detto prima, e andiamo su di qua. Il castello di Chiavari. Da questo punto qua abbiamo due alternative che ci possono portare a Rialto. Allora, il vero sentiero delle 5 torri passa di qua. Però volendo si può prendere anche l'altra direzione per andare nel paese. La partenza del nostro giro ci ha permesso di fare in alternativa pezzi di crosa e pezzi di strada asfaltata, più cross in questo momento. Ora stiamo raggiungendo Rialto. Arrivati a questo punto giriamo di qua. La chiesa di Rialto.
uno sguardo sulla Val Fontana Buona. Dopo aver superato le poche case del Curno, adesso andiamo in direzione di Levi. La chiesa di San Michele. La chiesa di San Bartolomeo. Dalla chiesa di San Bartolomeo facciamo un pezzo di strada asfaltata che ci porterà verso Levi. Dopo aver fatto un bel pezzo di strada asfaltata da Levi, non perdete questa deviazione che vi porterebbe da tutt'altra parte. Giriamo a sinistra qua, di fronte al famoso ristorante Pepin. E ora lasciamo nuovamente la strada asfaltata per girare a sinistra. E ricomincia il sentiero. La chiesa di San Lorenzo. Adesso ci troviamo nella seconda parte del giro e abbiamo visto un cartello che dà la riva a Chiavari in un'ora e mezza, quindi molto facile così. Si parte con una sterata larga, molto comoda, vediamo se continuerà ancora per un po'. Siamo arrivati a questo incrocio dove bisogna stare un attimo attenti, nel senso che ci si può confondere, anche se poi problemi più di tanto non ce n'è. Allora, noi qua abbiamo due vie, una, due. Il sentiero delle 5 torri ci fa andare qua e noi andremo di qua. Anche questo qua, se uno guarda i cartelli, ti dice immagina San Pier di Canne, si può raggiungere anche da questo punto qua. Poi qua dietro invece ci sono altri sentieri che portano in tutt'altra direzione, soprattutto questi che porta al santuario di Montalegro, che la gente cammina a Sassi, ci arriva sempre da tanti posti. Ora noi continuiamo con il sentiero delle 5 torri e per raggiungere Magena, invece di passare di qua, passiamo di qua.
Guardate che meraviglia. E arrivati in fondo al muraglione dobbiamo girare giù da queste scalette. La chiesa di San Martino di Magena. Siccome il giro delle 5 torri l'abbiamo finito e abbiamo finito anche con molto anticipo, adesso andiamo a visitare il santuario della Madonna delle Grazie. E questa è la chiesa di San Pier di Canne alla fine del nostro giro. Da San Pier di Canne abbiamo preso una strada asfaltata che ci ha portato proprio verso Chiavari in direzione mare. Poi, prima di arrivare sulla passeggiata, abbiamo girato a destra prendendo Corso Buenos Aires e arrivando a questo punto qua, dove avete visto prima il cartello dell'anello che passa al santuario della Madonna delle Grazie. Noi non faremo l'anello, ma da questa curva qua prenderemo questo sentiero che un quarto d'ora circa, credo, ci porterà al santuario. Il santuario della Madonna delle Grazie. Siamo arrivati alla fine della nostra gita, anche se poi vi faremo vedere, visto l'importanza della cittadina Chiavari, dove ci troviamo, anche qualche punto caratteristico. Che dire di questa gita? La possiamo dividere in due, ovvero la prima parte in salita dai paesi di Rialto, il Curlo, fino ad arrivare a Levi, così. E
diciamo i panorami sul mare hanno caratterizzato praticamente questa prima parte così, con passaggi sia su sentiero che su strada asfaltato un po' alternati. Guardate sempre la traccia sviluppata alla fine della composizione. La seconda parte, da Levi fino a ritorno a Magene, San Pier di Canne, così, è stata caratterizzata da passaggi nel bosco, così diciamo si distinguono molto la prima dalla seconda parte. Giro di 14 km, diciamo come anello delle Cinque Torri, perché poi abbiamo deciso di fare una piccola variante, visto che abbiamo finito presso la nostra gita, venire qui alla Chiesa delle Grazie, che merita veramente. Tutto lì. E consiglio, no, pericolo niente, diciamo gita molto tranquilla, adatta veramente a tutti, così, con la prima parte diciamo con un po' di salita, però sarà durata, non so, per noi un'oretta neanche, così, attraverso queste crosi iniziali, così. Niente, spero ovviamente che anche questa gita famosa, perché l'anello delle Cinque Torri è molto famoso in questa zona, così, vi sia piaciuta. Se avete delle domande da fare su questa gita, a me fa sempre piacere rispondere. Iscrivetevi al canale, che date l'opportunità di far girare i video e far conoscere posti belli come questo a tanta gente. Ora finiamo il nostro giro, riprendendo un po' Chiavari, e con voi ci vediamo alla prossima gita.